Lunedì 20 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi. I nostri argomenti: povertà in crescita nella nostra regione, poi vi presenteremo Etna, la prima community web in tre, e poi ancora incontreremo Chris Obey, che è un musicista nigeriano di successo nella nostra regione, approdato in Sicilia da Lampedusa. Ma anzitutto le notizie delle ultime ore: un uomo di 70 anni è stato trovato cadavere nella sua abitazione a Bocca di Falco a Palermo. A fare scattare l'allarme i vicini di casa, che da giorni non avevano notizie. A prima vista non sembrano esserci segni di violenza sul corpo dell'uomo, né di effrazione nell'appartamento. La Sicilia arranca, l'economia resta al palo, in forte ritardo rispetto alle regioni del nord, ma anche rispetto alla Puglia, persino alla Campania, e aumenta la povertà. L'economia siciliana arranca, non si accorcia il divario con il nord del paese e non si riesce a mettere a sistema le risorse europee. Un quadro a tinte fosche certificato dal rapporto annuale dell'Istat. Basti pensare che il PIL pro capite è inferiore al 60% della media europea, con numeri simili a quelli della Romania. L'economia della Sicilia è cresciuta dello 0,33% nel 2023 e il PIL aumenterà dello 0,4% quest'anno e dello 0,5% nel 2025. Per le stime dello Svimez, una crescita prossima allo zero che pone la Sicilia in ritardo rispetto alla spinta più forte del centro-nord, ma anche di regioni come Puglia e Campania, che nel 2025 arriveranno anche all'1%. In termini reali, le famiglie potranno beneficiare nel biennio 2024-2025 del calo dell'inflazione, che nell'isola e al sud è stata molto forte e ha eroso il potere d'acquisto. Rispetto alle prospettive per il futuro, l'analisi è chiara. Se il settore delle costruzioni è stato trainante, la riduzione degli incentivi e il rialzo dei tassi di interesse potranno portare a un contraccolpo, ma gli investimenti pubblici, su tutti il PNRR, potrà compensare la riduzione della domanda privata. A patto che si concretizzino, però. Arrivano invece dei buoni dati dal mercato del lavoro. Sulla falsariga di quanto avviene in tutto il Mezzogiorno, in Sicilia nel 2019 fino al 2023 gli occupati sono aumentati del 5,2%, il secondo dato migliore d'Italia dopo la Puglia. Allo stesso modo, la disoccupazione tra le più alte d'Italia è scesa da poco meno del 20% al 15,8%, con la Sicilia che adesso ha meno disoccupati della Campania. Movida selvaggia a Palermo, baby gang in azione, 4 ragazzi pestati in via Cavour. Un video mostra la scena che è capitata a pochi passi dalla prefettura di Palermo. Vediamo. Baby gang di nuovo in azione a Palermo. Questa volta un gruppo di ragazzini ha inseguito e picchiato 4 giovani in via Cavour, nei pressi della prefettura. Come si vede in queste immagini amatoriali pubblicate da Blog Sicilia, uno dei teppisti si scaglia contro un ragazzo che viene spintonato a terra dal branco. Un altro, con la maglietta nera, gli sferra un calcio al volto. Il giovane si rialza ma viene nuovamente colpito, inseguito e preso a calci. La scena si ripete qualche metro più avanti, fino a quando la baby gang si allontana dall'altra parte della via in direzione del quartiere Borgo Vecchio. Ad avere la peggio 2 fratelli di 27 e 17 anni. Il più grande, che ha battuto la testa, è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla per eseguire i controlli ed essere medicato. Il fratello minore invece ha riportato escoriazione al volto e al collo. Un terzo amico è stato preso a calci e pugni. Le indagini sono condotte dalla polizia, che sta passando al setaccio le immagini delle videocamere della zona. Sempre a Palermo, 2 settimane fa, un giovane di 20 anni è stato vittima di un branco in via Quintino Sella. 6 ragazzini lo hanno avvicinato con la scusa di chiedergli l'ora, poi è scattata l'aggressione. Il ventenne, dopo il pestaggio, è finito all'ospedale di Villa Sofia con un trauma facciale. La tecnologia arriva anche al cimitero. A Priolo è possibile trovare la posizione delle tombe dei defunti scaricando un'applicazione sul cellulare, Aldilap. Vediamo come funziona. Aldilap, la scarichiamo. È questo il nome dell'applicazione che rende digitale il cimitero di Priolo Gargallo nel Siracusano. Con il cellulare così è più facile trovare il defunto. Basta inserire i dati ed è fatta. Vediamo se funziona. Inseriamo il nome del defunto. Ed ecco, abbiamo la posizione esatta dell'oculo. Aldilap era già attiva in altri cimiteri d'Italia, ma con Priolo arriva anche in Sicilia. Questo è il primo cimitero digitale della regione. Credo che sia il primo cimitero che ha questa app
da Roma in giù. Qualsiasi cosa vuoi fare in quella tomba, chiami, o in quel loculo, chiami, ti colleghi con l'app e hai tutto quello che ti serve senza spostarti da dove ti trovi. Scaricando l'app ci sono tanti benefici. Chi non può venire qui fisicamente ha la possibilità di acquistare un fiore a distanza, ma può usufruire anche di altri servizi come la pulizia della lapide. Ebbene sì, il digitale avanza sempre più, anche nei cimiteri. Qui leggiamo anche alcuni pensieri. In memoria del defunto c'è chi ha scritto "ti penso sempre, te ne sei andato troppo presto", e poi c'è anche chi accende un cero virtuale, perché si può fare anche questo. Il cartello con il QR code informa tutti della novità. Adesso non resta che aspettare. Quanti useranno l'app ad ora non è possibile saperlo. Quello che è certo però è che il cellulare serve sempre di più. Motori, natura, voglia di libertà, a bordo dei fuoristrada si va alla scoperta di valli e sentieri poco battuti. Anche noi abbiamo partecipato al Jamboree, uno dei raduni 4x4 più antichi. Gonfiata alle ruote, così abbiamo più grip e ci troviamo meglio naturalmente. Numero? 23, Fortunato, eh? il mio numero. Siete rimasti a piedi già da ora? No, a piedi no, però quasi, qua. Ultimi preparativi ad Agira per la partenza del Jamboree, il raduno per fuoristrada pensato e organizzato da 39 anni dal presidente del circolo Matricole 4x4. Lei è quello che ha realizzato, redatto pagina per pagina questo roadbook. Ho cercato quello delle strade prima, poi dopo si scrive. Nico si offre di prenderci a bordo della sua nave nel deserto, che ci condurrà alla scoperta di sentieri spettacolari e poco battuti dell'entroterra siciliano. Per 2 giorni girovaghiamo tra le province di Catania, Enna e Caltanissetta. 150 km al giorno, tra prati e campi di grano, con spighe, piccole e spoglie. Tutta una campagna che ha sempre più sete. Questo è il fiume, ma fiume è una parola esagerata, il fiume Gornalunga. Avremmo dovuto guardarlo, in realtà è una pozzanghera, guardate che portata minima del fiume che c'è, possiamo praticamente passarlo a piedi. Meno acqua vuol dire anche meno fango, quegli schizzi che sono il marchio di fabbrica di questi bestioni. I più audaci si consolano con le varianti tecnicamente impegnative. I guasti sono messi nel conto, ma non fermano chi conosce e sa mettere a punto ogni ingranaggio del motore, e fra questi anche le donne del gruppo. Sei addirittura campionessa. Sì, ho vinto il primo premio, era una gara tra donne, così ho partecipato col camper. Tra un tornante e uno sterrato spuntano poi meraviglie come i ruderi di questo mulino ad acqua o quelli del castello di Gressi con la sua alta torre. Ci vuole solo la passione della natura, di stare all'aria aperta, di stare fra amici, di passare delle giornate all'insegna della libertà. Si divertono. Adesso è il momento della rassegna stampa con la nostra Emanuela Corsi. Cominciamo da quella siciliana, immagino. Sì, allora, giornale di Sicilia, vediamo la prima pagina, l'apertura, soprattutto dedicata all'ultimo caso di un'aggressione da parte di una baby gang, quindi baby gang in azione, pestati 4 ragazzi. Ancora movida selvaggia a Palermo, il branco ha preso di mira un gruppo di amici in via Cavour senza un motivo, aggrediti a calci e pugni. Ma ci sono dei precedenti, come possiamo ricordare un ventenne che è stato massacrato di botte in via La Lumia da 6 giovani, quindi 15 giorni fa, appunto l'ultimo episodio. A dicembre invece ci fu una rissa con sparatoria che vediamo appunto in questa fotografia. E poi accade anche questo a Palermo alla presa alle prese con buche in via Lincoln, dove la strada è tutta dissestata. A salvarci dalle buche ci pensa un bidone. Infatti i cittadini si sono attrezzati così, hanno infilato un bidone, come possiamo vedere da questa foto, dentro la buca per evitare di finirci dentro. Ecco la voragine davanti all'ingresso dell'orto botanico. I responsabili prima hanno piazzato il contenitore, poi però hanno chiamato i vigili. Oggi invece, chiaramente più seriamente, i funerali di Samuele Fuschi, il ragazzo che è morto a causa appunto di una fossa killer.
Vediamo le altre notizie. Intanto in Iran precipita con l'elicottero. Oggi i giornali parlano di Raisi disperso, ma in realtà c'è un'ultima ora, il presidente è stato trovato morto. Europee, Meloni chiama a raccolta le destre a Madrid, la Premier no al gender nelle scuole e maternità surrogata. Ancora per quanto riguarda il conflitto in Israele, tenaglia su Netanyahu, Biden rilancia la tregua a Gaza. Veniamo a una notizia invece siciliana, promesse e proteste sulla formazione, si gioca su due tavoli. Patto tra Turano e sindacati sul contratto. Schifani incontrerà in settimana gli enti che hanno rotto invece con l'assessore. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di oggi, anche qui vediamo il giallo a Teheran, incidente all'elicottero di Raisi, disperso il presidente iraniano che però appunto non ce l'ha fatta, è stato trovato carbonizzato, e poi l'odissea giudiziaria di Chico Forti termina a Verona, dopo 16 anni potrà vedere sua madre. Meloni che accende le destre europee verso il voto, la Premier corteggiata da Le Pen, ma Forza Italia avvisa nessun punto in comune. E poi c'è questa notizia che non è siciliana ma che insomma potrebbe fare un po' da apripista. Libro e campetto, se vuoi giocare studia, i volontari che seguono i ragazzi di Secondigliano chiederanno le pagelle agli istituti, se i voti sono bassi non potranno giocare a calcio, a calcetto, insomma, quindi divertirsi sui campi da calcio. Europee. Intervista De Luca che dice: noi oscurati in Sicilia, appunto al 15%, PD e Movimento 5 Stelle state calmi, e poi Milazzo, Fratelli d'Italia in testa, dopo le urne il punto sull'agenda Schifani. A proposito di Schifani, vediamo qui, si propone per il bis, programmazione decennale, e interviene il Movimento 5 Stelle e dice già bocciato dai siciliani. Altre notizie. Vediamo nel taglio alto intanto il Catania playoff, Catania-Avellino domani alle 20:30, il match d'andata dei quarti di finale, lo stadio è già sold out. E poi ci sono notizie di cronaca, sempre a Catania, incendio di rifiuti nella zona della Playa. Sempre nel capoluogo etneo lo attira in un vicolo e lo fa rapinare, presa questa donna. E ancora a Gravina, anziana rapinata in casa dal tuttofare. Andiamo all'interno della Sicilia e vediamo appunto questa notizia che arriva da Secondigliano. Pallone e pagella in campo solo se vai a scuola. Il progetto si chiama Un calcio alla camorra. I volontari che seguono i ragazzi appunto di Secondigliano chiederanno ogni quadrimestre i voti agli istituti e se hanno delle insufficienze li aiuteranno a superare le lacune. Il procuratore Gratteri dice sarà importante vedere il prossimo anno se questa comunità avrà conservato e migliorato il dono. Questo è l'impegno appunto sociale per aiutare i ragazzi che vivono in quartieri diciamo disagiati. E ancora vediamo nella pagina di Catania, sempre all'interno della Sicilia, la Playa in primo piano, mare e balneabilità, dubbi sulla Playa. Per l'ASP i campionamenti sono ok, ma l'ARPA non si è ancora espressa sugli scarichi. E qui vediamo appunto questa foto di scarichi sospetti nell'Aquicella all'altezza della rotonda dell'aeroplanino in via San Giuseppe l'Arena. Il caso appunto del torrente Arci da risolvere in prefettura, l'autorità di bacino ha inviato una diffida a non sbarrare il corso d'acqua perché è naturale. E sempre alla Playa, rifiuti in fiamme e alta colonna di fumo. Nonostante la pioggia, l'incendio favorito dalle temperature più alte, urgenti le bonifiche. Ieri a Catania la manifestazione per fermare il genocidio del popolo palestinese da piazza Cutelli a piazza Stesicoro, passando dalla via Etnea. Vediamo qui una foto del corteo, ma vediamo, ecco qui ancora meglio, guerra a Gaza, stop al genocidio, voglia di pace. Ieri pomeriggio è partita appunto da piazza Cutelli e si è conclusa a piazza Stesicoro la manifestazione promossa dalla rete Catanesi Solidali
con il popolo palestinese. Parola d'ordine del corteo: cessate il fuoco immediato, libertà per gli ostaggi israeliani e per i prigionieri politici palestinesi. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, dove invece si combatte un'altra guerra, quella sul ponte tra sì e no. Il governatore Schifani tuona: è un'opera che attendiamo da decenni, guai a chi vuole bloccarla. Ma c'è un altro esposto di Bonelli alla Procura europea: la Stretto valuta azioni legali. Alle Olie un incidente: a causa del forte vento si spezza una cima della nave, marinaio ferito al porto di Salina. E poi c'è questa notizia terribile scoperta dalle volontarie messinesi: 13 gatti sono stati uccisi col veleno all'ex mattatoio a Mare Grosso. C'è una indagine della municipale appunto per questa strage di gattini. Giù l'elicottero, Raisi disperso il presidente iraniano Delfino di Khamenei, coinvolto in un incidente, localizzato il velivolo, ma il maltempo ostacola i soccorsi. Ricordiamo che i giornali però chiaramente sono stati chiusi nella notte e c'è un'ultima ora, il presidente è stato trovato morto. Ancora tragico weekend, strage sulle strade nel Casertano, 4 giovani vittime appunto sulla strada. E ancora Meloni che si unisce con le destre europee, uniti per cambiare l'Europa, l'appello di Meloni appunto alle destre da Madrid, l'intervento alla Kermesse di Vox. E poi il tennis, Roma titolo a Zverev, Errani l'Eterna e Paolini trionfano invece nel doppio. Per quanto riguarda il Gran Premio di Imola, quindi un po' di sport, Verstappen resiste all'assalto di Norris, Leclerc al terzo posto. Andiamo all'interno della Gazzetta del Sud, vediamo questa notizia in primo piano, cioè Schifani, i no non bloccheranno il ponte. Bonelli presenta un esposto alla Procura europea, la Stretto sta valutando se denunciarlo. Torna a farsi sentire il presidente della regione siciliana che si dice pronto ad azioni legali contro chi danneggia l'interesse della Sicilia. Bene, ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa siciliana, tra poco i quotidiani nazionali, rimanete con noi. Buongiorno Sicilia. Eccoci insieme di nuovo, buongiorno Sicilia, rassegna stampa nazionale con Emanuela. C'è l'Iran in primo piano quest'oggi, vediamo per esempio sul Corriere della Sera il dramma del presidente dopo questo incidente, cade l'elicottero di Raisi, Teheran parla appunto di un incidente, il maltempo ostacola i soccorsi, Khamenei dice pregate, però insomma abbiamo avuto questa notizia dell'ultima ora, il presidente è stato trovato morto, l'allarme dopo una missione in Azerbaigian, a bordo c'era anche il ministro degli esteri, Biden segue la crisi, aiuti per le ricerche da Ankara e Mosca. Queste chiaramente notizie che sono un po' indietro rispetto a quanto è stato detto nelle ultime ore. E poi gli scenari, chi tiene le fila del potere, c'è un approfondimento oggi sul Corriere appunto per quanto riguarda l'Iran, ancora da Khomeini ad oggi una lunga storia di misteri e complotti. E poi l'intervista a Bremer che dice ma il regime degli Ayatollah non è indebolito, ecco, rispetto a questo incidente e appunto alla dipartita del presidente. Unione Europea, la sfida delle destre, Meloni, ora si cambia, la Premier e Le Pen ospiti di Vox. E poi l'intervista oggi a Gentiloni, sempre sul Corriere della Sera, vediamo i fondi PNRR, li ha stabiliti un algoritmo, dice. Andiamo all'interno del Corriere di oggi, quindi vediamo appunto questo incidente, cade l'elicottero di Raisi, Khamenei pregate per lui, con il presidente, dicevamo c'erano anche il ministro degli esteri, erano in tutto 3 persone, assieme a lui ricerche difficili per la nebbia, ma sono stati trovati i corpi dei cadaveri, quindi a bordo dell'elicottero si trovavano il ministro degli esteri, l'imam di Tabriz e poi il governatore dell'Azerbaigian orientale.
Dicevamo l'intervista a Bremer che abbiamo visto anche sulla prima pagina, il regime non è indebolito, dice i Pasdaran ogni giorno sono più potenti. Chi era Raisi? Il ritratto da giudice spietato a leader politico, la corsa dell'uomo che mandò migliaia al patibolo. Studente a QUOM, voleva diventare la guida suprema. E qui vediamo appunto una foto di un giovane Raisi che parla al pubblico da un palco protetto da Khomeini. E ancora, sempre sul Corriere, c'è un altro Iran, cioè quello che ha gioito di fronte a questa notizia. Fuochi d'artificio e ironia sui social tra i giovani della rivoluzione. Festeggiamenti nella città di Mahsa Amini, la ragazza che era stata uccisa dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo. Anche questo succede in Iran. La crepa profonda tra regime e appunto le nuove generazioni. E poi ci si interroga su quello che sarà il futuro del paese, soprattutto qual è la situazione, la struttura del regime. Ecco, chi tiene le fila del potere e cosa può succedere a Teheran. In carica il vicepresidente e si andrà al voto entro 50 giorni, ma il vero leader è la guida suprema. E ancora qui un'altra notizia, quindi c'è ampio spazio per quanto riguarda l'Iran oggi, incidenti e complotti nella nebbia fitta del regime, la storia recente scandita da episodi traumatici, faide interne, infiltrazioni e sabotaggi, gli allarmi per la qualità dei velivoli senza ricambi per le sanzioni. Ci sono stati altri precedenti di incidenti, altri presidenti sono caduti, però sono sopravvissuti, sempre in elicottero. Uno di questi era Bani Sadr, primo presidente iraniano dopo la rivoluzione del 79, ma ci fu anche un altro incidente dove c'era coinvolto Ahmadinejad nel 2013, però appunto non si sono salvati, sono sopravvissuti. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qui si parla di mistero, ma in realtà il mistero si è risolto. Iran, mistero su Raisi, precipita in montagna l'elicottero del presidente, a bordo anche il ministro degli esteri, soccorsi ostacolati dal meteo, nebbia sotto accusa, giallo sulla sorte dei passeggeri, Bruxelles aiuta le ricerche con i satelliti, Israele dice noi non c'entriamo, e poi lotta di potere a Teheran, Khamenei, preghiamo per lui, gli Stati Uniti sono in allarme. Andiamo all'interno. E quindi le parole appunto di Khamenei ieri, nelle ultime ore prima della notizia del ritrovamento del cadavere: pregate per la sua salute. Il leader stava rientrando a Teheran dopo un viaggio nell'Azerbaigian iraniano, in zona imperversava il maltempo, soccorsi bloccati dalla nebbia, il mistero appunto sulla sua sorte che appunto abbiamo detto com'è finita. Khamenei convoca il Consiglio di sicurezza e parla al paese. Ecco dove sarebbe avvenuto l'incidente, qui dove in questa cartina vediamo segnato dal numero 2, questa era la zona appunto dove è caduto l'elicottero e dove era difficile appunto per i soccorritori cercare i corpi. Lo scenario, la doppia crisi, Teheran può perdere il leader politico e l'erede appunto di Khamenei, religioso, a inizio carriera ha mandato a morte, ecco chi era appunto Raisi, a morte migliaia di oppositori, era tra i favoriti dei Pasdaran per diventare la nuova guida suprema dopo appunto Khamenei che è in carica dal 1989. Stati Uniti e Israele adesso sono in allarme per la stabilità dell'Iran. Evitare escalation. Washington fuga i sospetti di coinvolgimento in un eventuale sabotaggio. L'Unione Europea attiva il sistema di risposta satellitare Copernicus per aiutare i soccorsi. Questo appunto nelle ultime ore. Cambiamo decisamente argomento, restiamo però su Repubblica perché c'è questa notizia a proposito di
una maxi inchiesta, anzi sono tante le inchieste in tutta Italia sul decreto flussi. Le mani dei caporali sul decreto flussi, tangenti dai migranti e lavori fantasma. 1500, allora il pizzo, questi migranti dovevano pagare un pizzo, 300 euro subito come anticipo e 1200 all'arrivo in Italia, e quanto si sono sentiti chiedere appunto da intermediari, molti lavoratori stranieri, per entrare in Italia con il decreto flussi. Chi si sente chiedere il pizzo per essere inserito nelle richieste delle aziende e chi scopre all'arrivo invece che non esiste alcun contratto. Quindi in tutta Italia si sta indagando su questo sistema fraudolento dietro appunto gli arrivi. C'è un'altra notizia che riguarda invece i giovani, un'inchiesta: laurearsi che fatica, uno studente su 5 costretto a lavorare per pagare l'università, molti vengono sfruttati e il profitto ne risente. Questa era Repubblica di oggi, ma vediamo ancora un'altra notizia in primo piano: le grandi aziende al setaccio. Siamo alla Tangentopoli in Liguria, nel mirino della procura che ha dato fondi a Toti, da Esselunga alle holding del porto e dei rifiuti, all'esame dei PM, i protocolli anticorruzione, conseguenze penali e amministrative per le imprese che non hanno controllato i propri manager. In calendario ci sono diverse tappe. Oggi si svolgeranno le procedure, per esempio, di clonazione dei cellulari del presidente Toti per estrarre tutte le chat e i messaggi scambiati. È un atto che avviene alla presenza dei consulenti di parte. Ancora verrà ascoltato il sindaco di Genova, Marco Bucci, che però al momento non è indagato. E infine Andrea Lamattina, avvocato dello studio Erede Benelli e docente universitario, in settimana potrebbe essere sentito come testimone in relazione a presunte pressioni subite per il suo ruolo di membro del comitato portuale. E ancora vediamo il caso appunto nel quale continuano ad emergere nuovi elementi: soldi extra, ritardi e test mai eseguiti, la diga da 1 miliardo adesso traballa. Andiamo a vedere il Secolo XIX, che apre ancora chiaramente con questa inchiesta, tangenti e favori. Adesso rischiano anche le imprese. Acquisiti i piani aziendali, i PM potrebbero contestare la responsabilità oggettiva. La Guardia di Finanza in cerca di soldi versati a Signorini. Il suo conto era vuoto. Inchiesta uno snodo, scadono oggi i termini per il ricorso al Tribunale del Riesame. Andiamo a vedere il Giornale, anche qui vediamo in apertura il giallo in Iran, cade l'elicottero di Raisi, ma c'è anche nel taglio centrale l'intervista a Marta Fascina. La Fascina racconta il primo anno senza Berlusconi. E ancora vediamo il piano salvacasa di Salvini. Con il salvacasa mercato sbloccato, parla il presidente di Confedilizia, più facile sanare piccole irregolarità. Andiamo a vedere La Stampa. Meloni e Le Pen, cambiamo identità all'Unione Europea. Intervento della Premier al raduno di Vox. Orban, occupiamo Bruxelles, dice, e Schlein, noi fieri antifascisti. Ancora andiamo a vedere Libero. Libero scrive: Meloni e l'Europa. Ha sbagliato tutto. Il Premier, l'ultima legislatura concentrata su priorità errate, e la Le Pen, appunto, come abbiamo visto, apre a una possibile unione, alleanza con Meloni. Ci sono dei punti in comune tra noi, l'unione da cambiare, scrive Libero. Vediamo La Nazione. Meloni chiama le destre, cambiamo l'Unione Europea. La Premier si collega alla kermesse di Vox a Madrid: unire conservatori per il voto europeo, no al gender e alla maternità surrogata. La Le Pen apre, punti in comune. Intervista al politologo Ignazzi, così la leader di Fratelli d'Italia torna all'origine. L'analisi, le nuove parole della politica.
A proposito di Meloni, Meloni contestata, ora vedremo anche su alcuni quotidiani, per quanto riguarda la vicenda di Chico Forti. Intanto vediamo sul Tempo, parla Chico Forti, che ha ottenuto l'estradizione dopo tanti anni. Sono innocente grazie a Meloni, queste sono le prime parole a Verona col deputato Di Giuseppe. I detenuti dicono non sei stato tu, e la pasta con le cozze, vabbè, scrive il Tempo. Il Fatto Quotidiano, a proposito di questa notizia, scrive: Meloni svilisce lo Stato, onori alle vittime, non ai condannati. Cafiero De Rao, ex procuratore antimafia, ora deputato del Movimento 5 Stelle, appunto parla con dei toni anche molto accesi nei confronti di Meloni e dell'accoglienza nei confronti di Chico Forti. Vediamo velocemente anche la prima pagina del Sole 24 Ore, quindi altre notizie, l'economia in primo piano, commercio in crisi, dal 2013 è scomparso un negozio su 10 dalle grandi città. Bene, ci fermiamo qui, la rassegna stampa si è conclusa per oggi, un'occhiata al Tempo e poi parleremo della povertà in crescita, in modo particolare a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati a questo aggiornamento previsionale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana e qualcosa tornerà a cambiare. Le regioni centro-settentrionali, anche la Sardegna, saranno raggiunte difatti da una perturbazione atlantica responsabile di un nuovo corposo peggioramento. Più sole all'estremo sud, così come sulla Sicilia. Resteranno difatti ai margini, godranno di bel tempo e stabilità. Splenderà il sole, il clima sarà molto mite, quasi estivo. Le temperature massime difatti in diverse zone riusciranno a toccare nuovamente anche i 29-32 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza moderata, a tratti tesa dai quadranti meridionali, specie sul canale di Sicilia. Nella giornata di martedì poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sull'isola. Un po' più di nubi sul versante tirrenico, ma in assenza di effetti. La nuvolosità nel corso del giorno sarà in progressivo diradamento, ma le correnti ruoteranno da ovest-nord-ovest. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima si mantiene ancora molto mite in diverse zone. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web. Entriamo in diretta, diamo il benvenuto a Don Nuccio Puglisi, che è il direttore della Caritas diocesana di Catania, e dobbiamo parlare dell'aumento della povertà in città, che poi abbiamo visto anche nel servizio di poco fa. È un po' diffusa la questione nella nostra regione, visto che tutta l'economia siciliana arranca un po'. È in crescita la povertà? La povertà è decisamente in crescita. Sabato scorso sono stati consegnati i dati relativi al 31 dicembre 2023 e abbiamo riscontrato come Caritas un aumento di quasi 120.000 interventi rispetto per esempio al 2019. E quindi significa in tutto 356.000 interventi, significa che la povertà aumenta ad altissimi livelli, ma il dato che maggiormente ci preoccupa è l'aver ricavato da tutti questi dati sensibili il profilo dell'utente medio, che e qual è? È quello di un uomo di 50 anni, un uomo, quindi uomo. Sì, alla fine prevalentemente un uomo di circa 50, in un'età compresa tra i 25 e i 54 anni, quindi molto giovane. Padre con figli, quindi questo padre con figli? Sì, è al 50% italiano, quindi si sfata l'idea che la Caritas si occupa principalmente dei migranti, di coloro che transitano. La Caritas interviene al 50% su nostri vicini di casa. Ecco, ma qual è la ragione per la quale soprattutto gli italiani si trovano in questa condizione? Hanno perduto il lavoro, hanno perduto la casa, c'è una crisi familiare, che cosa? Beh, insieme a ragioni economiche che rappresentano il fondo di tutta la questione, abbiamo anche un forte impatto legato al tipo di vita sociale che noi facciamo, quindi un ancoraggio forte a un tenore di vita che ormai è diventato insostenibile, insieme c'è un caro vita eccessivo. Un caro vita eccessivo, ma nessuna intenzione a voler riproporzionare il proprio stile di vita rispetto a questo, quindi voler continuare ad
avere tutto quello che si desidera, anche con il rischio di indebitarsi enormemente e nella peggiore delle ipotesi richiedendo l'aiuto, tra virgolette, degli usurai. Quindi tutto questo scatena una persona. In qualche modo si è anche corresponsabili, se è consentito questa parola. Certamente, ma dicevo, insieme a quel problema ce n'è un altro di gran lunga superiore a mio avviso, che è proprio quella diffusa e condivisa superficialità e indifferenza che non permette nella stragrande maggioranza all'italiano medio di riuscire a vedere il problema, perché fondamentalmente il suo sguardo è centrato su se stesso, quindi non si ha coscienza del bene dell'altro, che è bene mio, ha ricadute sul bene mio, sul mio interesse. Quindi noi nemmeno ci accorgiamo di questo, però poi ce ne accorgiamo quando vediamo i cosiddetti clochard che si ritrovano per esempio a Catania, in particolare a Corso Sicilia, ma ormai anche a Piazza Verga, a via Gabriele D'Annunzio, e qui allora comincia la protesta, ma questi cosa fanno? Ma per esempio un dato molto spesso ignorato è il fatto che molte tra queste persone non si trovino per strada per motivi legati a mancanza di denaro, ma il più delle volte sono lì per una serie di frammentazioni che riguardano la loro vita sociale, familiare e relazionale. E, come dicevo prima, dato che non riusciamo a vedere il problema nell'altro, il più delle volte ci si accorge del problema quando arriva a sfiorare noi. E nel caso di questi senza fissa dimora, anche lì non sempre è facile potersene prendere cura, perché molti di loro non vogliono essere aiutati nel modo con cui noi penseremmo di poterlo fare. Sì, questo ce lo confermava anche il sindaco Trantino quando è stato nostro ospite. Raccontavo, quando noi cerchiamo, con le dovute maniere, perché naturalmente non si può intervenire con forza, la gente deve saperlo questo, non si può, è proibito, si può invitare qualcuno a fare qualcosa del genere, c'è un rifiuto, dice no, io voglio stare qua. Alcuni si lasciano aiutare, altri si organizzano con noi sulle modalità di questo aiuto. Per esempio, insieme al servizio mensa di cui si occupa quotidianamente la Caritas, c'è un servizio parallelo che è quello dell'unità di strada, dove i pasti caldi vengono portati direttamente a queste persone. Questa è una cosa... L'azione della Caritas è veramente straordinariamente benemerita. Parliamo di quello, cioè voi avete anche una crescita della frequentazione delle vostre mense. Sì, il problema è appunto che ogni qualvolta riscontriamo dei numeri in crescita sul servizio che noi riusciamo a prestare, questi numeri in crescita chiaramente corrispondono ad una crescita del problema in se stesso. Più persone vengono a giovarsi dei servizi della mensa e grazie a Dio abbiamo veramente tantissimi, centinaia di volontari che ogni giorno si mettono a servizio per questo, che si organizzano in turni quotidiani. Organizzano i turni e forse probabilmente anche c'è chi vi aiuta a procurare certo, abbiamo cibo, tantissimi, diciamo. Poco fa sentivo la notizia, un esercizio commerciale su 10 è chiuso, ma nonostante questo io dico sempre Catania è una città dove non si riesce a morire di fame, nel senso che grazie al cielo, ma perché c'è una grande generosità. Il problema è che la povertà non è solo povertà economica o alimentare, ce ne sono tantissime altre galoppanti e insidiose perché invisibili. E quali sono? Per esempio la ludopatia, per esempio il fatto che a causa di, come dicevo prima, frammentazioni familiari, anche persone con un rispettabile taglio professionale o sociale si trovano in situazioni di marginalità e di indigenza insospettabile. Magari perché c'è stata una crisi familiare. C'è stata una crisi familiare, in alcuni casi una crisi familiare legata a motivi economici, possono essere tantissime le ragioni, ma certamente il danno, l'interruzione di relazioni fondamentali e portanti, posso tranquillamente dire, è la prima drammatica causa di tante altre povertà che non appaiono immediatamente visibili, ma che strutturano un disagio sociale fortissimo. L'isolamento, quindi. Esattamente, che è cosa molto più grave della solitudine, perché per esempio, citando quello che lei poc'anzi diceva, molte persone che vivono come clochard hanno scelto uno stato sociale di solitudine per ragioni personali, private, ma una cosa è la solitudine come scelta, una cosa è la solitudine come ghetto
quando si sceglie di mettere una persona fuori dal margine sociale, la si isola. L'isolamento è un effetto passivo e la cosa peggiore che possa accadere è quando la persona si convince di esserlo realmente, cioè di non avere più contatti, di non poter più avere contatti con il resto del tessuto sociale. Lì avviene, ben prima che un evento biologico, la morte di quella persona. Sì, questo è veramente un fenomeno ed è gravissimo, terribile. e purtroppo in crescita. E c'è il volontariato come quello della Caritas, che è senz'altro incommiabile, ma chi potrebbe intervenire accanto a voi? Forse le istituzioni, non lo so. Cosa che la Caritas non deve assolutamente fare è quella di sostituire, e non vuole fare, è quella di sostituirsi alle istituzioni, proprio perché è giusto ed è un bene che per la loro naturale neutralità le istituzioni possano essere un punto di riferimento e una porta aperta per ogni cittadino, per ogni persona che vive lo spazio della città. Uno sportello, un intervento diffuso nei quartieri? Una maggiore attenzione sociale e una crescita di strutture capaci di poter soprattutto ospitare persone che vivono situazioni di difficoltà. Quindi la prima cosa è l'ospitalità? La prima cosa è l'ospitalità, sì. Occorrerebbe dei luoghi dove, senza metterli in condizioni di doversi vergognare, di doversi umiliare. Come pure una facilitazione di certi itinerari burocratici che permetterebbero a molte persone di poter regolarizzare la loro situazione e insieme a questi anche una facilitazione di tutte le procedure sanitarie. In tantissimi casi molte persone non sanno, ci sono quelli che non sanno quello che fanno e quelli che non sanno quello che hanno. E quindi anche diciamo servizi sanitari, ma anche forse assistenza legale in certi casi. Sì, assistenza legale. Questo per esempio è un servizio che la Caritas offre come l'ambulatorio sanitario, ma una cosa che dovrebbe essere messa a disposizione da parte delle istituzioni su larga scala è certamente uno sportello di ascolto. Fondamentalmente una delle prime necessità che gli esseri umani hanno, prima ancora che mangiare forse, è quella di essere ascoltati. Potrebbe essere dell'amministrazione per esempio? Sì, a tutti i livelli, cioè in base al tipo di servizi che le istituzioni offrono, fare in modo che a ciascuno di questi servizi possa corrispondere uno sportello di ascolto. Sportello di ascolto, questa è la richiesta importante che viene da chi l'attenzione nei confronti dei poveri e dei nuovi poveri ce l'ha altissima, come la Caritas diocesana di Catania e Don Nuccio Puglisi, con il quale ci complimentiamo, che ringraziamo per quello che fate. Grazie a Dio. Ho ereditato, dopo 10 anni di onorata direzione che mi ha preceduto, padre Piero Galvano, una struttura che cammina molto bene, anche perché c'è un'equipe di operatori che con grande competenza operano nei diversi settori e, come dicevo prima, una rete di centinaia di volontari. Che Dio li benedica. Davvero, davvero. Grazie, buon lavoro ancora a Don Nuccio Puglisi. Buona giornata a voi. E alla Caritas diocesana di Catania. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di Etna, che è una nuova community web 3. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo con noi Livio Lombardo che è cofondatore di IOMI, sarà uno dei protagonisti mercoledì a Catania, al Mono di Catania, della presentazione di questa nuova community appena creata che si chiama Etna, guarda caso, la prima community web 3 in Sicilia. Che vuol dire? Che vuol dire? Etna, tra l'altro anche il nome nasce da un gioco di parole, è una community appunto web 3 che cerca di portare a far conoscere quella che è questa nuova tecnologia. Il gioco di parole nasce dal fatto che una delle maggiori blockchain ad oggi utilizzate è Ethereum, per cui ci è venuto anche abbastanza facile, essendo a Catania, unire la parola Ethereum, ETH, con NA e giocare appunto col vulcano. Anche il logo che ricorda un vulcano, ma in realtà è un rifacimento del logo di Ethereum. Che cos'è blockchain? Cos'è la blockchain? La blockchain
cercherò di spiegarlo in maniera molto semplice perché capisco sia un concetto abbastanza complicato. È un sistema... È complicato anche per me trovare le parole adatte. Non è semplice. Che mette in gioco dei nuovi concetti nella fruizione del web. E qui spiego, forse è più semplice spiegare cosa sia il Web 3 e quindi cos'è la blockchain. Spiegalo. Il Web 3 è il web del futuro, ma in realtà anche del presente, perché è già in atto. E per farlo capire spiego la differenza tra il Web 1, che era il primo internet dove le informazioni potevano solo essere lette, non c'era un'interazione. Il Web 2, che è quello che ad oggi viviamo, è caratterizzato dal fatto che l'utente, il navigatore, interagisce con un sito internet. Quindi non legge più scambiamo soltanto, non legge, ma scrive mille cose, chat, inserisce contenuti. Esatto. Il Web 3 apre un nuovo scenario, che è quello in cui l'utente non solo interagisce, ma possiede i propri dati, ha la proprietà dei propri dati. E questo è possibile grazie alla tecnologia intrinseca proprio utilizzata nella blockchain, che è basata sul concetto di decentralizzazione. Ok, e quali sono i dati che uno possiede, per esempio, con questo Web 3? Qualunque dato immesso all'interno della blockchain, perché la blockchain può essere vista come un registro in cui vengono iscritte delle informazioni, però le informazioni sono iscritte da una persona, titolare di un indirizzo che permette l'accesso, e solo quella persona può effettivamente decidere, cioè può attestare di essere il titolare di quell'informazione messa Perfetto. lì. Ora, c'entrano i soldi? Bitcoin, ha parlato di I o Ethereum? Sì, allora, c'entrano i soldi? Inevitabilmente sì, come in ogni settore che riguarda tutto quello che accade in questa terra. E lo scopo di Etna come community è proprio questo, cercare di far uscire la tecnologia blockchain dall'essere strettamente legata al concetto di soldi, perché ad oggi se noi parliamo a chiunque per strada, chiediamo se sanno cos'è la blockchain, dicono no, se gli nominiamo Bitcoin dicono sì, e le risposte sono due, o un modo facile per fare soldi o una truffa. Ecco. E in realtà la tecnologia non è niente di tutto ciò. Tra l'altro Bitcoin nasce con degli intenti completamente diversi, non proprio di arricchimento. Di semplificazione forse, no? Dal sistema bancario. Sì, sicuramente sì, prova ad eliminare quello che è il problema della fiducia, ovvero non avere un ente che stabilisce che la transazione sia valida. Ecco, appunto. Come può essere la banca. Ecco, ma in questo caso, ammettiamo, io mi voglio iscrivere, che vantaggi ho? Nella community non c'è una vera e propria iscrizione, la community va vissuta, è un ambiente molto orizzontale, molto aperto, non c'è una quota associativa, non c'è un ente ma è proprio un insieme di persone che credono nella tecnologia, che la conoscono, la utilizzano e che vogliono diffonderla, aiutare a far capire cosa sia e far capire quali sono i milioni veramente casi d'uso molto utili che possono tornare, possono essere d'aiuto anche alla comunità civile. L'evento che abbiamo lanciato sabato come edizione 0 ha visto coinvolte tutte le community, non tutte, quasi tutte le community Ethereum italiane e in particolare una community che si chiama Rifai Sicilia, che è una community che utilizza la tecnologia blockchain ma per fare azioni effettive sul territorio, azioni che possono essere di rigenerazione urbana o rurale, azioni di rivolta all'ambiente, alla prevenzione degli incendi. Tutto questo con l'aiuto di questa tecnologia. Sono già in tanti in Sicilia a farne parte? Devo dire che nell'ambito delle community Rifai, cioè Rifai Italia, ma tra le community più attive in Sicilia è proprio quella di Rifai Sicilia, cioè in Italia c'è proprio quella della Sicilia. E sono giovani, immagino, soprattutto, no? Di tutte le età. Di tutte le età. Sì. Ma questo successo nasce da che cosa? Dalla voglia di darsi da fare, dalla voglia di entrare a fare parte di una comunità molto vasta, perché in teoria è
globale. Sì, no? la comunità è veramente è di per sé globale, globale, non si può dire. Ci sono tante microcomunità locali e il successo credo che nasca dalla volontà, dalla consapevolezza di dover fare qualcosa di diverso, utilizzando però gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Per cui io dico sempre, quando parlo della blockchain, la blockchain non è la cura a tutti i mali, non è la tecnologia che salverà il pianeta sicuramente, però ha degli strumenti che permettono di uscire da alcune logiche un pochino ormai vecchie, lente e poter fare molto di più. Vogliamo fare qualche esempio così concreto, banale, Per esempio, terra? ci sono, oltre al classico metodo di pagamento tramite Bitcoin, quindi utilizzare una criptovaluta per effettuare dei pagamenti digitali, che va fortissimo, è in crescita questo Sì, va in crescita, ma come inevitabile quando c'è una nuova tecnologia, a parte lo scoglio iniziale della diffidenza, poi pensavo 15 anni fa quando si parlava di e-commerce, nessuno avrebbe mai comprato online, oggi nessuno va più in un luogo fisico a comprare. Quindi sarà così anche secondo lei per il... Sicuramente sì, in molti ambiti. Bitcoin. Per Bitcoin, ma anche per le altre chain come Ethereum. Ad esempio ci sono dei metodi per poter avere un mutuo senza passare da una banca. Ah, però. Ad esempio... ma uno come fa a fidarsi? Dice, ma la banca... è implicito nella blockchain il concetto di fiducia, ecco. Perché il ruolo che ha è quello di eliminare la fiducia in un terzo soggetto. Sono dei computer, cioè non quindi, abbiamo un ente certificatore. Quindi senza, diciamo, il terzo... Senza il terzo il terzo ente che deve certificare, o in qualche modo ma che è corruttibile. O come interessato. Sono i due soggetti che fra di loro... Sì. È così? Sì, fondamentalmente sì, solo che gli intermediari tra questi soggetti sono tutti i computer facenti parte della rete che seguono un programma scritto e immutabile, per cui sanno che quell'operazione deve essere compiuta in quel modo e non può, cioè, ci sono delle nessuno regole... può intervenire per cambiare quella regola sul momento. Vabbè, ha detto mutuo, vi faccio qualche altro esempio. Certificazioni digitali. Si pensa alle opere d'arte digitali, che prima non si sapeva chi fosse il padre di un'opera digitale, di una fotografia. Con l'introduzione degli NFT, dei non fungible token, di cui si è parlato tanto negli scorsi anni, anche lì di una bolla esplosa, ma che non toglie il merito alla tecnologia in sé, che sono dei certificati digitali iscritti in blockchain, che ricordiamo essere immutabile, in cui si dice chi è il padre dell'opera e in ogni esatto momento chi possiede quell'opera lì. Per cui è vero che l'immagine io la vedo, la posso scaricare, ma se non riesco a dimostrare tramite il certificato che è mia, non è mia. Non la posso toccare. Allora, per concludere, il 22, mercoledì 22 al Mono di Catania alle 18:30, che succede? Allora, il 22 è una data importante per la blockchain e si ricorda un evento avvenuto nel 2010 in cui una persona, ok, non entro nei dettagli, pagò 2 pizze e 10.000 bitcoin. 10.000 bitcoin? All'epoca erano circa $50, $60. Ad oggi il corrispettivo sono 600 milioni di dollari. 600 milioni di dollari. Al valore attuale. E voi volete fare la stessa cosa? No, e ogni anno si ricorda questo evento e grazie a un'altra community che si chiama Pizza DAO, è una community internazionale. Carina, eccolo qua. Abbiamo... questo è Pizza DAO sopra. Pizza DAO è scritto sopra. Ci hanno mandato un grant, dei fondi, per poter acquistare delle pizze e offrirle. E quello sarà uno dei primi momenti di incontri di Etna in cui si farà networking. Per tutti. Ma la pizza non è digitale. No, la pizza è vera. È vero. E poi da lì nasce... Da lì magari nascono incontri, cioè un incontro in cui ci si conosce, magari nascono delle connessioni, non necessariamente nel Web 3. Perfetto. In bocca al lupo. Allora, Livio Lombardo, complimenti, cofondatore di IOMA. Si vedranno mercoledì 22 al Mono di Catania alle 18:30 per questa nuova community appena creata, Community Web 3. Noi facciamo una breve pausa e fra poco incontreremo Cristo Bei, che è un musicista, è sbarcato a Lampedusa su uno dei barconi e oggi è uno di successo. Complimenti, lo vedremo fra pochissimo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno
Buongiorno Sicilia, è il momento di presentare un musicista speciale, lui è nigeriano, si chiama Chris Obey, è arrivato in Italia sul barcone, sbarcato a Lampedusa e pensate che soltanto sabato scorso ha suonato all'Arena di Verona per l'evento Arena di Pace dove c'era tra gli altri ad assistere Papa Francesco. Eccolo qua Chris Obey, buongiorno e benvenuto, è in collegamento con noi. Buongiorno. Grazie di essere a Buongiorno Sicilia, ma per presentarlo meglio di me, ecco Roberta. La chitarra su YouTube, 6 mesi, quando ero in comunità. Da lì ho imparato un grande onore conoscere anche Rosa Balistreri. Ai 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 ai, moro 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 moro, sale del lume cauri, l'amore mio sei tu. Chris però non dimentica la prigione in Libia e dopo anni fa fatica a raccontare i dettagli dolorosi. Io sono stato in carcere senza sapere perché. E questo secondo me penso che è una cosa più brutta. Solo aspettare lì, vedi le persone che sparano alle persone, picchiano le persone. Chris affida alle canzoni la sua storia e anche il suo futuro e crede che raccontare le ferite del corpo e dell'anima aiuti nel progetto di inclusione. È importantissimo raccontare, perché anche io ho preso proprio la forza grazie alla musica di raccontare proprio tutto. Per me penso che condivisione fa parte di tutto. Si sente un uomo libero Chris e con l'abilità di chi sa trasporre in immagini le emozioni, il suo concetto di libertà è questo. La libertà per me è sveglio la mattina, respiro l'aria e io faccio le cose che fa bene alle persone. Simbiyawe, Simbiena, Simbiyawe, Mamma Africa. Eccoci di nuovo in diretta, Chris Obey è in collegamento con noi, grazie ancora di essere qui. 5 anni dopo il suo arrivo, come sono cambiate le cose? Parecchie cose. Sì, un sacco di cose sono cambiate. Prima cosa volevo ringraziarvi anche voi per la chiamata. Dopo che sono arrivato nel 2015, da lì a Lampedusa, poi sono stato trasferito a Messina, ho vissuto lì in Messina pochissimo, poi sono arrivato in questa bellissima città, Palermo. Da qui ho iniziato tutto in carriera, a cantare anche, però all'inizio non è stato facile, dico sempre che la musica mi ha salvato la vita, perché è stato veramente un momento difficile per me, ricominciare di nuovo da capo. Qui a Palermo ho incontrato un sacco di belle persone, belle gente, veramente voglio ringraziare la Sicilia. E lei ha ripreso a studiare musica, che è la sua passione, contrabbasso al conservatorio e anche la musica tradizionale siciliana, è vero? Siciliano, per un nigeriano d'origine non è certamente, come dire, evidente, Sì, ho studiato contrabbasso classica qui al conservatorio a Palermo, però prima ho incontrato Rosa Balistreri. Rosa Balistreri, però. Sì, proprio una cosa veramente per le persone è un po' strano, no? Vedere un africano che canta musica siciliana proprio. Però per me è la musica, questa è la musica deve essere contaminazione, deve essere inclusione, deve essere una cosa che deve portare la luce, questo. Quindi lei canta regolarmente in siciliano, è vero? Anzi ha scritto una canzone. Perfetto. Perfetto. Un video che si chiama Cutiludissi, com'è? Lo dica meglio lei, va. Com'è? Sì, Cutiludissi di Rosa Balistreri e lei, come sappiamo, anche lei è delicata. E infatti io ho avuto un grande onore per me veramente cantare questa canzone, perché io so com'è questa canzone che è veramente speciale qui in Sicilia. Però come io sono innamorato delle cose di Rosa, la canzone che ha fatto lei,
Come fare a non cantare? Come fare? Infatti ha fatto più di 100 concerti, leggo, ha girato non solo la Sicilia ma la Sardegna, la Lombardia, è stato nei festival, ha conosciuto tutti i personaggi, diciamo, protagonisti della musica italiana e ha adesso anche un album che si chiama Obey, un po' come lei. Che cosa vuol dire Obey nella sua lingua? Obey semplicemente significa mano d'angelo. Mano d'angelo, che bello. Sì, il mio dialetto è San. Praticamente questo nome è dato quando ero in Nigeria, sempre c'è la mia nonna che mi chiamava sempre Obey, Obey, Obey. Quindi quando sono arrivato qui in Italia, ho pensato 2020 e durante la pandemia ho pensato per fare uscire questo disco, primo disco, e ho pensato un nome Obey, quindi come mano d'angelo. Beh, è molto tenero questo, sì. Però lei canta non soltanto le canzoni della tradizione siciliana che ha conosciuto e che adesso, come dire, è in grado di interpretare benissimo, ma anche naturalmente cose che si riferiscono al suo passato, i diritti umani, è vero? Sì, a parte di fare le canzoni di Rosa Balestreri, io anche scrivo i miei testi pure sia in italiano anche in inglese, mischiare anche in diverse lingue. Ho scritto anche in italiano, ho scritto Non siamo pesci, siamo umani. Bello. Questa è una canzone che è ispirata da tutto della mia storia. Quando sono arrivato, prima di arrivare a Lampedusa, dentro Gomone, e quindi a parte di quello ho scritto anche Mamma Africa, che si parla dell'Africa, Sicilia, l'Africa, e poi ho scritto anche canzone di Afrobeat, proprio di Fela Kuti, Afrobeat che è una canzone di denuncia di ogni forma di abuso di potere. Quindi sì, ho scritto queste canzoni, ho fatto anche una canzone speciale che per la mia mamma. Bello! Sì, quella si chiama Wallaho, è il mio dialetto. Wallaho, cosa vuol dire? Wallaho, sì, Wallaho, scusi. Che significa per favore, scritto proprio una frase per lei che Agime Bibio Deine, Agime Bibio Deine. Quindi questo parte vuol dire mamma non lasciami andare la strada sbagliata, segui la strada proprio giusta. Bello, bellissimo. Sì, ma lei è in sì. contatto con i suoi familiari, ha qualche rapporto? Come... Io sono tornato in Nigeria dopo... È tornato? Ah. Sì, questi anni qui in Italia. Dopo, proprio prima dopo la pandemia, è stato un momento veramente bellissimo per me perché incontrare la mia famiglia, ho abbracciato la mia mamma, papà, è stato un'emozione veramente fortissima per me. Noi non conosciamo non sappiamo che incontrare la famiglia è diverso quando uno fa la chiamata, quindi io ho abbracciato la mia mamma, abbiamo cantato insieme, abbiamo ballato. Non li farà venire, non verranno qui in Sicilia, non li ospiterà lei, no? Preferiscono rimanere lì. Che cosa fanno? Mi piacerebbe evitarla proprio qui, però c'è la burocrazia qui in Italia, purtroppo. È un po' complicata. Sì, è un po'. Però sì. Ma speriamo che ce la possa bene. fare. Intanto dove la vediamo? Sì. Prossimo appuntamento con Chris Obey, magari qui dalle parti nostre. Allora, al prossimo appuntamento io sarò in Polonia. Polonia però, eh? Sì. Fridu. Bravo. E cosa c'è? Un festival? C'è qualcosa? Sì, per un altro progetto comunque. Io, a parte di fare canzoni, scrivere le mie testi anche io pure faccio anche teatro. Però è anche attore, quindi. Sì, c'è questo spettacolo che sto facendo con questo regista francese che si chiama I Visibili, si può trovare su YouTube, si può trovare su Google. Il regista si chiama Borin Aurelien. Ho avuto un grande piacere conoscerla. Quindi adesso abbiamo fatto lo spettacolo a Teatro Biondo
E poi siamo andati in Francia. In Francia Sì. abbiamo girato tutta Francia. Bello. La prima volta io sono stato lì a Parigi, è stata un'emozione veramente incredibile. E l'accoglienza è sempre stata qui da noi, così come in Francia, così come in Polonia, sempre, come dire, calorosa, immagino. Per chiudere, Chris. Sì. Sì. Sì, penso di sì. Ma diciamo però c'è la Francia, c'è lo spettacolo, ecco, che è diverso, no? Come uno che fa lo spettacolo della musica, no? Per esempio, per me è stata un'altra cosa diversa quelle che faccio io. E teatro, infatti, io vedo il teatro come una cosa completa proprio. Certo. C'è la musica dentro, perché io faccio ballo, pure ballo, io Sa fare tutto recito. lei, bravo. Chris Bay, allora lo vedremo in Polonia, poi ci faccia sapere quando sarà di nuovo in Sicilia. Canta, balla e soprattutto recita, come avete sentito, musicista di origine nigeriana, che adesso, Nigeria, sì. come dire, è anche uno dei nostri concittadini. Complimenti, grazie. Noi adesso facciamo Grazie a voi. facciamo spazio per il nostro almanacco. Siamo leggermente in ritardo, ma ne valeva la pena. Prego. Il 20 maggio celebriamo un evento cruciale per la salvaguardia dell'ambiente, la giornata mondiale delle api. Questa giornata è stata ufficialmente istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza di queste piccole ma vitali creature. Una curiosità interessante sui nostri amici felini. Sapete che i gatti non possono sentire il sapore dolce? Secondo gli scienziati sembra che i mici abbiano una mutazione genetica che impedisce loro di percepire il gusto dolce. Poveri loro che si perdono. Oggi parliamo di una delle espressioni più divertenti e strane della lingua inglese. It's raining cats and dogs. Vi siete mai chiesti cosa significa? Letteralmente piovono cani e gatti, ma in realtà questo modo di dire viene utilizzato per indicare una pioggia molto intensa. Da dove viene questa espressione? Un tempo cani e gatti erano soliti riposare sui tetti delle case o vicino ai camini per riscaldarsi durante la stagione fredda. Quando pioveva molto forte, i poveri animali potevano cadere dal tetto e finire a terra. In Italia l'espressione più simile per indicare una pioggia molto forte è piove a catinelle, c'è un diluvio universale, o la mia preferita, si mi sta calando il cielo. Ma nelle stelle non piove mai, è vero Marco Amato, no? Non piove? No, però una pioggia di stelle sì. Ah, pioggia di stelle, giustissimo. Benvenuto Marco Amato con il suo magnifico caffè che ti invidiamo, è una stupenda tazzina, vediamo se sbaglio, Optical, ma un po' etnica. È un po' etnica. a motivi un pochettino più africani, più di un decoro assolutamente a mano, tipico proprio dell'etnia Sì, africana. è bellissimo, è bello. Caspita, complimenti. Allora, che ci racconti oggi? Grazie. Allora, intanto grazie per l'emozione che mi avete regalato oggi, perché sentire parlare di zia Rosa Balistreri per me è bellissimo, il servizio precedente a me era veramente squisito, faccio un in bocca al lupo grandissimo a Chris, che è una persona squisita e che conosco. Allora, oggi vi volevo parlare di un qualcosa che riguarda un'esplosione, perché è l'inizio di una settimana in cui vi stupirò con effetti speciali, perché è una settimana densissima di eventi zodiacali, il cui primo tra tutto è il fatto che il Sole e poi venerdì Giove saranno in Gemelli. Torna la comunicazione nei segni d'aria, ma è l'esplosione divertente di cui vi volevo parlare che riguarda Leone ed Acquario. Ho scelto proprio Leone oggi ed è Max Allegri per parlare di queste esplosioni di carattere e di forza.
Ebbene sì, Max Allegri ha fatto parlare un bel po' di sé proprio perché come una pentola a pressione è un po' esploso negli ultimi anni, dato il fatto che ha fatto un ottimo lavoro con la Juventus, ma poi addirittura ha fatto persino uno spogliarello di protesta come uno stripper americano, che dopo Magic Mike è stata sdoganata questa capacità di noi uomini di buttare all'aria cravatta e camicia. E beh, è proprio perché l'accumulo leonino, che è stato incredibile negli ultimi anni, è esploso in una manifestazione dell'io veramente molto prorompente, proprio perché i segni zodiacali stanno cambiando e da oggi è il primo atto per cui cambieranno tantissime cose. Leone e Acquario in particolare sono i segni dell'io e Max Allegri, dopo una lunga preparazione alla Juventus, questa volta in questo periodo ha addirittura manifestato il suo dissenso per tutta una serie di cose, facendosi addirittura cacciare dall'arbitro in campo e in vento contro qualche giornalista. Ebbene, gli stati di pressione dello zodiaco adesso si rilassano e cambiano, e nel segno della comunicazione, qual è il Gemelli, sta esplodendo una novità zodiacale che coinvolgerà tutti. Ebbene, oggi Sole in Gemelli, auguri a tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Auguri. Cosa vuol dire zodiacalmente? I segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ritrovano un'energia, una forza comunicativa molto forte, proprio perché sono i 3 segni che gestiscono la comunicazione e la relazione. Benissimo per l'aria, quindi anche per il fuoco, Leone e Ariete in particolare, che hanno decisamente deciso, come si dice in siciliano, di togliersi il testale, per cui assisteremo assolutamente a delle prese di posizione di questi 2 segni zodiacali molto forti, opposto chiaramente al Sagittario. Il Sagittario è segno d'opposizione ai Gemelli, quindi perde un po' di energia. Cosa fanno i Terra e gli Acqua? I Terra sono un pochettino più obbligati a essere più immediati, il Toro perde energia ma diventa un pochino più abile nelle questioni economiche, la Vergine è un po' più in crisi perché si sentirà dire una serie di critiche che avrebbe voluto evitare, mentre invece il Capricorno perde un po' di creatività, ma il Capricorno, come dico da mesi, va sempre bene per adesso. Gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Il Cancro è un pochino più emotivo proprio perché il Sole illumina la sua 12ª casa, quindi è più inconscio, mentre invece Scorpione e Pesci sono più distanti sulla ruota zodiacale. I Pesci sono più in crisi e Scorpione stanno a guardare con aria critica e circospetta. E quindi, detto questo, vi auguro una splendida giornata e un bel inizio settimana. Grazie, buongiorno Marco. Grazie, tanti auguri anche a te. Emanuela, una rapida occhiata ai quotidiani ancora? Dal Corriere della Sera, lo abbiamo sentito anche nel nostro almanacco, la Peregrina è in pericolo perché oggi si festeggia, si celebra la giornata mondiale delle api e purtroppo è una specie a rischio di estinzione. Dicevamo appunto oggi è la giornata mondiale dell'insetto domestico, parassiti, siccità, diserbanti gli rendono la vita difficile, ma molto si può fare a partire dai fiori sui balconi appunto per evitare l'estinzione. Bene, noi chiudiamo il programma con un ultimo omaggio, lo rendiamo a Joe Cocker che è scomparso purtroppo nel 2014 a 70 anni, è un interprete leggendario che oltre a segnare la storia della musica ha contribuito a creare quelli che sono diventati classici cinematografici. Ci riferiamo a brani come You Can Leave Your Hat On, puoi tenerti il cappello, il resto toglitelo, brano impresso a fuoco nell'immaginario dello spogliarello con Mickey Rourke e Kim Basinger in 9 settimane e mezzo. Oggi però lo sentiamo in un altro brano, Up Where We Belong, cioè lassù dove siamo di casa, legato indissolubilmente al classico ufficiale gentiluomo con Richard Gere e Debra Winger, che è stato premiato con un Oscar come migliore canzone. Vi lasciamo con Joe Cocker, Up Where We Belong. Grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, a domani. A domani.